Allora, aiuto. Aiutatemi. Sigla. Sigla, sigla. Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Amici bellini. Allora, mamma mia. Troppe emozioni, tutte insieme. Non ce la farò. Non ce la farò. Live volante, faccio 2 o 3 comunicazioni di servizio e poi si gode a schifio, a schiffio, a schiffi, perché schiffi, schiffissimo. Prima comunicazione di servizi, vi dovete iscrivere al canale di Polly immediatamente, perché lei aveva un canale con un sacco di iscritti, gliel'hanno buttato giù. Vi dovete iscrivere al canale di Polly perché domani uscirà la mia reaction, ma lei raccoglie tutte le reaction di tutto il mondo. Vi dovete iscrivere al canale. Prima cosa. Seconda cosa, 4.000 like. 4.000 like. 4.000 like, perché no, non se ne può più. E poi terza cosa, ho in programma di fare le live preventive che diventano una chat, ma questo poi ne parliamo. Vi dovete iscrivere al canale Telegram che sta sotto in descrizione. Benissimo. Allora, ringrazio, la live è volante, lo devo ribadire perché si chiama Live Lampo. Io ringrazio Alessandro sempre, tutti i giorni, perché è costante, è perfetto, è preciso e non molla un centimetro. La in cascina, 90 le balle di fieno. Ale, un bacio gigante. E perché? La live è lampo perché me ne devo andare, perché devo andare a suonare, ma non prima di avervi fatto urlare l'importanza di Politano. C'è della live in questo supporto. Sono bravi ragazzi, assolutamente sono bravi ragazzi, e io ringrazio subito Giancarlo. Semplicemente vi voglio C'è bene. della live in questo Forza supporto. Napoli. E io aggiungo sempre, perché sempre bisogna rispondere sempre. Grazie mille Giancarlo e grazie mille a Nicola. Aiù Daniele, per te Daniele, aiù, io uno darà e daremo e abbiamo dato C'è della live in questo supporto. i meriti a Conte, perché Conte sta facendo performare Anghissà oltre quello che fu la sua performance della stagione dello scudetto. Sta giocando di più, sta giocando meglio. Però è qualcosa di mistico, dobbiamo metterci Daniele dentro. Da quando è successa sta storia e da prima, insomma, C'è che della live in questo ogni supporto. volta è una scusa per Anghissà, per baciarsi il polsino e per dedicare tutto quello che sta succedendo a Daniele. Quindi che bello, C'è che della bellezza. live in questo supporto. E vi ringrazio tutti che c'è live in questo supporto. Daniele, simmi più forte, perché questo è un dialetto non proprio specificamente di fuorigrotta. Sim e più forte, un pochino più della periferia, ma con grande calma. Noi andiamo avanti e ringrazio tantissimo RC contro la Juve, contro l'arbitro, contro tutti. Classica vittoria da Napoli. Verissimo, perché voglio, mi sentirete domani. Io mo non c'ho tempo di postarla perché devo andare a suonare, ma domani la reaction, altro che il signor Piccione. Altro che il signor Piccione. Chiffi si era sentito il dovere, dice: ma come, tu hai detto che il signor Piccione è il peggiore della Serie A? No, sono io, perché proprio non dico i gialli mancati, ma per esempio il fallo con la gamba alta di richiamo sopra Anghissà non ha chiamato nemmeno il fallo. Cioè, Chiffi ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. Che meraviglia. E ringrazio anche Francesco. E allora un Forza Napoli volante, perché dobbiamo andare veloci per questa
per questa live. Mamma mia, infatti avevo paurissima, Bepi, che la partita me la perdessi, me la dovessi perdere, e invece per fortuna l'hanno anticipata. Cioè, era l'orario giusto per me per poterla guardare, mezza live, poi vado a suonare, poi la recuperiamo, è capace che esce una live infrasettimanale, vediamo un pochino. Si può dire, Slevin, che diamine, si può dire perché è una parola specifica nostra che ha tutto un significato, prima di essere volgare, un significato di soddisfazione, un significato di rabbia accumulata. C'è che della viene, live in questo supporto. che viene liberata, secondo me si può dire. Esausti ma felici. Meglio il piccione, ma serio meglio il piccione. Rispetto a Schiffi, meglio il piccione. Gabe! Da tifoso viola sto godendo assai. Motta chi? Ragazzi, mamma mia, io già sentivo perché poi la partita io la riguarderò e ci sono degli spunti tattici interessanti anche da parte di Motta quando la Juve ha in possesso palla. C'è della live in questo supporto. Mott sta facendo un pochino cose anche alla Inzaghi. A un certo punto ho visto una linea a 3 in possesso di palla con Cop Miners che si abbassava, McKennie che saliva, sono cose interessanti. E già sentivo analisi tattiche, Motta così ha incartato Conte, così i movimenti dei terzini che poi entrano dentro al campo. No, non sentiremo niente di tutto questo, sentiremo che il Napoli... Fermi tutti, c'è del supporto. Fermi tutti. Per tutta la vostra carissima. Grande Napoli, ci vogliono le riserve però. Hai ragione amico mio, Francesco Maria Caridei, grazie infinite. Ci vogliono le riserve perché ci siamo spaventati. Ci siamo spaventati tantissimo e io ho postato sul gruppo, sul canale Telegram, quello aperto a tutti, quel particolare del pre-gara dove Juan Jesus accusa un dolorino e con una smorfia di dolore stringe i denti e continua il riscaldamento, e abbiamo rischiato brutto, e anche quando ci siamo guardati in panchina come la aggiustiamo sta partita, poi l'abbiamo aggiustata, però Conte non ha molta scelta, quindi servono speriamo di non essere troppo ottimisti. Però che bello, adesso ci godiamo C'è della la live in partita. questo supporto. E dicevo a Gabe che quello che si dovrà dire è che il Napoli ha battuto la squadra imbattibile, perché erano imbattibili, perché erano gli imbattibilissimi. Brockfire, oh bravo Brockfire, sei il primo a citarlo. Quello che mi sentirai urlare su Meret quando fa quella parata su Ildiz, che poi è un mio pupillo, e state tranquilli che io Ildiz lo metto in campo. C'è della live in questo supporto. Così non segna mai contro di noi. E dove sta? No, aspetta, ora rispondo. Fermi tutti, c'è follia. Alessandro, sì, diciamo di sì, poi adesso ragioniamo, faccio una riunione con tutti. C'è della live in questo supporto. I responsabili del gruppo, se sono d'accordo. Noi dobbiamo fare delle cose. Allora facciamo una cosa. Se veramente 90, tutta la questione delle magliette che dobbiamo fare tra di noi del gruppo Telegram, è capace che ne esce una extra per te, poi ne parliamo. Su Meret, il miracolo, ho gridato miracolone, poi è giusto con onestà dire che Ildiz avrebbe dovuto alzarlo quel pallone o angolarlo un pochino, ma Meret fa il miracolone importante. Purtroppo non entra nella categoria del miracolo che porta punti, perché la Juve segna dopo. Quindi a livello logico tu hai bloccato un 1-0 che poi comunque arriva, e il dopo, quello decisivo, diventa Lukaku. Ovviamente diventa decisivo anche chissà, però è Lukaku che diventa decisivo. Ma Meret ha fatto un paratone e merita voti altissimi. Allora, avevo letto niente Guido, oggi Guido invece io avevo deciso niente Guido perché non tengo tempo, ma il saluto lo deve fare e lo farà. E lo inviteremo al volo, proprio al volissimo, per vederlo esultare, perché guarda il Napoli non solita cosa. Politano che esulta sull'ultimo tackle riuscito. Esatto, caro autore, questa è mentalità, la voglia che ogni azione diventa quella decisiva, la voglia di dare
Non solo quando segni, anche quando stoppi un'azione pericolosa avversaria, si esulta. Questa è una cosa che ha detto Conte, ad ogni vittoria si esulta, anche se non sono vittorie che spostano punti in classifica incredibili. Adesso, per come si è messa, insomma, spostano punti sia per noi che per le altre, mettono pressione alle altre, le inseguitrici si devono affannare e questa è una vittoria che sposta. Io avevo detto quella dell'Atalanta, l'avevo scritto sull'Instagram del Napoli, quella dell'Atalanta 27 punti valeva, questa ne valeva 37 punti. Sì, quindi qua ti ho risposto, ci dobbiamo sentire. Valeria, i dati del secondo tempo sono un assolo. La Juventus 0 tiri in porta, fuori porta, a rete, a porta. In porta, fuori porta, a rete, insomma, niente. Insomma, per motivi tecnici o tattici l'ha macisa. Si aggiunge, Valeria, che è un po' il leitmotiv di questa Juventus di quest'anno, Il Napoli si è messo sotto e ha macinato, senza dubbio. Però la Juventus quando segna tende sempre a coprirsi, e quando copre non è impermeabile che tu dici mo ci mettiamo là, stiamo tranquilli e non ci segnano mai. No, li prendono i gol. Quando segnano, quando si portano in vantaggio, tendono, non si sa perché, non si sa se lo fanno di proposito, non si sa se è proprio una cosa loro. Ti porti l'avversario in casa finché non... E invece vedete che il Napoli, anche quando poi c'hai un momento in cui ti devi assestare, ma poi il Napoli anche sul 2-1 ha continuato il pressing alto per asfissiarli, e Anghissà era a tutto campo. Io penso che Anghissà abbia fatto più chilometri addirittura di McTominay, lo scopriremo nell'analisi tattica. Ci dovete fare un libro piccino in inglese. Dove sta? Perché questa è battuta... Aspetta. Perfetto. Commento memorabellino del mio amico Diego. Allora, arrivo. C'è della live in questo supporto. Voglio leggervi tutti, sì, lo so, i vocali, sì, siete tanti. È un mottino, mottino. Allora, Antonio, grande vittoria, Politano cuore immenso. Ragazzi, commovente Politano, sì, commovente Juan Jesus, che ricordo stava giocando con un problema. Mi è piaciuto assai Spinazzola, il primo tempo è di difficile, vedrete una reaction dove sto un po' in affanno, perché ho visto anche Lobotka sbagliare qualche situazione di troppo. Si è bloccato tutto? Posso sbloccare e ribloccare, esatto. Anche Lobotka ha sbagliato qualcosina di troppo. Alla fine il gol di Colomouani, Lobotka la spizza male di testa, Anghissà per intervenire la passa a Colomouani, parecchia frenesia c'è stato nel primo tempo, e quindi un po' di qua e un po' di là. Poi nel secondo tempo sono cresciuti tutti in cattedra, e sono cresciuti tutti quanti insieme. Che bello, Simeone mi ha gasato, anche Simeone è stato commovente, cioè lui quello è entrato, io 5 minuti tiene, fa si fa a 4, se lo fa a 4, a un certo punto di testa tipo foca, proprio il pallone, io non te lo mollo, non te lo lascio fare, ti attacco da tutte le parti, stavamo quasi per fare il terzo con Gong e Simeone, veramente commovente, la voglia, l'applicazione di quelli là anche che stanno avendo pochissimo spazio, che meraviglia. Una roba meravigliosa, tutti bravi, ma quando è bello Reali. Yes, esattamente. Allora, dopo questo risultato, subito accelerare il mercato. Salvatore, io lo spero qua. Le ultime notizie, insomma, davano... Fermi tutti, Mamma c'è mia, follia. C'è follia. Vabbè, Maurizio è sempre folle. Maurizio non si può mantenere, Maurizio. Leggevo in giro che erano imbattibili, ma solo perché non avevano ancora giocato al Maradona quest'anno. Sempre Forza Napoli, hai messo addirittura il sempre davanti, il che si utilizzava, sempre Forza Napoli. Mi ricordo che poi è diventato Forza Napoli sempre, ma io ricordo che ai tempi miei, quando io andavo in curva, e anche anni non bellissimi di Napoli, si diceva sempre Forza Napoli. Hai ragione, mi hai riportato al passato, non remoto, insomma, però un passato difficile anche, dove quando ti appassioni alla squadra in quegli anni tremendi, e quello che vedi dopo è tutto di guadagnato, è tutto tranquillo. C'è della live in questo supporto.
Claudia va col piccione. Io Schiffi ha fatto il piccione. Grazie mille. No, bravissima. Chi è? Sorella Ape. Bravissima. Ciao Valerio, al primo minuto in aria i due gatti che danno spintone a Scotti. Non potete avere idea quanto urla mia moglie, si è impressionata. Quanto ho urlato per quella cosa là. Cioè proprio tu il pallone non lo guardi proprio, non ti interessa assolutamente. Devo solo far perdere l'equilibrio a McTominay che magari sta per saltare. Due mani, la spinta. Gatti, l'ha fatto per tutta la partita. Signori, loro così creano le loro vittorie. È qualche cosa di incredibile. E la soddisfazione raddoppia così quando vinci contro queste squadre. Perché tu comunque fai la tua partita onestissima di applicazione, i falli ogni tanto li fai, ma nemmeno. Oggi proprio Conte l'ha dovuto chiamare, fa Lobot, fai fallo là, prenditelo il giallo, lo devi fare. Non siamo proprio abituati, questi invece che ci camminano per sopra. Gatti l'ha fatto pure con Lukaku. Lukaku stava a terra, lui gli cammina proprio sopra, in modo tale che quando Lukaku prova ad alzarsi, si trova il pacco di gatti sulla schiena. Disonesti, proprio brutti da vedere, proprio veramente male. Fabio was gifted a membership by Valentino Siano. Quindi Fabio, mi dovete iscrivere a tutti quelli che sono abbonati. Mi scrivessero in privato in modo da @Valerio Fluido su Instagram o @Azzurro Fluido su Instagram o su Telegram, così vi posso aggiungere al gruppo Telegram che lavora 24 ore su 24. Grazie mille. Fermi tutti, c'è follia. C'è follia. Tutta la vostra Carissima. Oh, Paolo pure è impazzito. Anch'issa, primo tempo male, ma secondo tempo un mostro. Migliori in campo Meret per la parata su Ildiz e Simeone per il contrasto di testa. Paolo, sono d'accordo. L'analisi su Anghissà per me è corretta, perché mi ha fatto buttare un po' il blood. Mi ha fatto buttare il blood nel primo tempo, perché era presente in campo, era anche pressante. Oggi Conte lo ha messo a lui a fare vicino a Lukaku, era lui dedicato al pressing sui difensori e lo ha fatto fino alla fine, però con un po' di frenesia di troppo, qualche errore in impostazione di troppo, abbiamo un pochino perso alcuni duelli e perse troppe palle perse, per passaggi non precisi, qualcosa anche Neres. Poi nel secondo tempo proprio lo strapotere è cresciuto ed è una cosa meravigliosa. Grazie mille Paolo. Mancano 20 like per arrivare a 500, poi questi crescono dopo. 1926 è il minimo dei like oggi, perché siamo al minimo del minimo, però io comincio a chiederne 4000. Ma lo dico così, senza far nessun riferimento a niente. 4.000 like secondo me sono ben pagati. Siamo 25.000, se lo guardano. Il problema è che se li guardano molti anche tifosi avversari, si guardano le live per le cose. Giuliano, una petizione per il rinnovo a Zambone. Ti risponderanno sempre che il Napoli tiene l'opzione, che lo può fare con una PEC da un momento all'altro. Io la firmo la petizione, assolutamente sì. Non dobbiamo fare la solita storia che arriviamo sotto e poi, ma io tengo l'opzione. Abbiamo imparato dal passato che questa cosa dell'opzione alle volte non basta, o perché con Spalletti non teneva l'opzione e non basta, non li puoi incatenare se poi non si sentono gratificati come Kvara tiene il contratto. Non basta. Quindi se impariamo dal passato, se crescere è l'unica cosa che conta, il rinnovo va fatto con i tempi giusti, con la gratificazione giusta, anche con la mediaticità giusta. Non si fa via PEC così, sei rinnovato, tengo il rinnovo, l'hai firmato. Non si fa così. Quindi lo spero tantissimo. E non solo lui, perché anche Meret ci hanno detto è rinnovata. Non ha rinnovato ancora, stiamo sempre aspettando. Quindi insieme a rinnovi col mercato sono discorsi che dobbiamo approfondire sicuramente. Ma adesso ovviamente è partita, perché sarà partita, dobbiamo parlare della partita. Però teniamolo presente questa cosa qua. Domande scandalose a DAZN, me le potete riportare. Chiffi 200 volte ha lasciato giocare il Napoli per il vantaggio, dimenticandosi del giallo per Lobot che si è ricordato subito. Sembra gli arbitri di PES e FIFA che se passa tanto tempo si dimentica. Lo sai che lo faccio pure io, quando lui fa così, regola del vantaggio, io se tengo il pallone quello poi non glielo dà. Se passa un po' troppo tempo
Non glielo dà, è vero, è vero. Mamma mia, Vale, Conte è un fenomeno. Lobotka male perché siamo abituati alla perfezione, però sento che l'era Lobo sta finendo. Gilmour deve riscaldare il motore secondo me, ma Juan illegale. Altra grande partita di Juan Jesus, permettetemi di ricordarvelo. Non può far niente sul gol di Colomani perché gliela dà chissà, è stata tutta un'altra parte. Altrimenti quello sarebbe stato in fuorigioco. Ma al di là di questo, il fatto che ha giocato sul dolore, ha fatto una partita commovente anche stavolta. Lobotka male, ha sbagliato qualche appoggio in più, sicuramente, ma sta anche macinando, perché voi pensate solamente a quest'anno. Sono 3 anni che non si ferma Lobotka. Sono 3 anni che non ha un sostituto e le deve giocare tutte. E anche nell'annata dell'anno scorso che Lobotka è stato con Kvara uno dei pochi a salvarsi. Sono 3 anni che predica nel buio. Nel buio. L'anno scorso nel buio. Nel primo anno predicava nella grande squadra e quest'anno continua a predicare, ma deve fare tanto lavoro anche di schermo e di difesa. Quindi si arriva anche a un momento di stanchezza e io ad un certo punto dico metti Gilmour, lo dico verso il 70°, metti anche, cioè quando prende poi il giallo Lobotka, non mi ricordo quando lo prende, metti Gilmour che Lobotka è ammonito e servirà fare qualche fallo tattico. Io spero che si facciano bene i calcoli e non arriviamo poi a sforzarli troppo, perché poi arrivano gli infortuni e ci rimaniamo male. E ci rimaniamo male. Se Conte gioca a scacchi di nero al 70%, ti gioca la Scandinavia. Non hai capito, questa è una battuta. Non ho capito. Me lo potete spiegare così. Al 76 la Juve aveva già cambiato 4 giocatori, non nessuno. Serve fare mercato? Assolutamente sì. Sembra un arbitro di football, soprattutto all'inizio. Cosa non combinavano? Veramente Lupin, mamma mia, una roba che poi ti manda al manicomio, perché se è frustrante per me che sto dietro C'è della uno live schermo, in questo supporto. immagina per loro che stanno giocando. È troppo frustrante. Dopo questa partita arriva Alessandro il Grande. Ma chi intendi? Alessandro, cioè Alessandro il Grande, buongiorno, perché oggi buongiorno non era nemmeno in panchina, dobbiamo capire quanto tempo ha cominciato. Però Conte ha detto, me lo deve dire lui, il recupero non dobbiamo forzarlo, se intendi buongiorno, perché potrebbe essere il ritorno di Alex Buongiorno. Si chiama Alex Buongiorno? Alessandro Buongiorno? Sì, si chiama Alex Buongiorno, non mi fate impazzire. Se intendi questo, sì, buongiorno, esatto. Vediamo ragazzi, io non credo che possa, cioè se non era andato nemmeno in panchina adesso, non credo che alla prossima parte subito titolare. Cominciamo a portarcelo in panchina, perché oggi a un certo punto Juan Jesus quel giramento di testa si è dovuto alzare Rafa Marin, ma non l'hanno fatto entrare nemmeno. Rimetti Juan Jesus in campo pure col giramento di testa, pur di non mettere Rafa Marin. Quindi io me lo comincerei a portare in panchina e poi se piano piano riprende la cosa. Però è una questione anche di fiducia in se stesso, di non avere paura poi dei movimenti, perché quello è una zona talmente infame che devi stare attento. La più bella parata di Meret, magia di Scott in aria, mamma mia, sul rigore. Fa una cosa che fa sparire quel pallone. Fa una roba bellissima, veramente forte. Alejandro Garnacho. O forse, perché vediamo, io qua non lo so che cosa succederà, ma ci sono anche i vocali e io devo anche... Mamma mia, che è successo? Non ce la faremo mai, ragazzi. Proviamo a sentire. Sì, così, adesso godo, più di sabato scorso. Ciao a tutti amici bellini, ciao Valerio, scusa, troppo entusiasmo, volevo questo dispiacere da dare agli juventini, volevo che fossimo i primi, godo perché è una vittoria in rimonta, perché tutti bene, un miracolo a inizio partita di Meret che ci salva. E poi Tutto bello, è tutto bello ragazzi, tutto bello e non vedo l'ora di ascoltare tutte le trasmissioni dopo partita delle TV generaliste italiane, che sono tutte filo juventine, filo tutto quello che volete, soprattutto juventine, però non vedo l'ora di sentire le polemiche su Motta, che non credo ancora all'altezza di una panchina come la Juve, meno male che sta con loro. Ragazzi miei, un saluto a tutti, vi voglio bene. Alla grande. Porca miseria, adesso la società si sveglia! È bellissima questa cosa, che quando poi lascio andare un vocale
c'è sempre un vocale che non è nella lista dei vocali, che è un personaggio mitologico che solo gli abbonati possono conoscere, e stava parlando la società si svegliasse, interessante, ma non è nei vocali, quindi non si può sentire. Vocale live anticipato. Siamo i più forti di questo campionato, con tenacia, con cattiveria, con grandissimo cuore, ma soprattutto l'ultimo secondo, ragazzi. L'entrata di Ngonge stava segnando un gol lì, anzi 2. Ragazzi, secondo me Ngonge è da tenere in rosa, è da acquistare un altro giocatore al posto di Kvaratskhelia, è da acquistare un altro difensore centrale e forse anche un altro centrocampista, però ragazzi Ngonge non è da sottovalutare. Conte gli deve dare più fiducia a Ngonge, perché è un giocatore fortissimo, una grandissima prestazione di squadra, siamo i più forti, siamo primi e nessuno C'è ci della può live battere in adesso. questo supporto. Calma! Sempre. Dani, nessuno, che ogni volta che lui si mette più forti, ma ricorda a chi lì là e andiamo, poi ci sfottono. No, calma. C'è della live in questo supporto. C'è della live in questo supporto, aspetta un attimo. Emanuele, no, Francesco. Che atmosfera a Maradona, chiffi male, anch'issa. Ma tu stavi allo stadio, quindi? Mi pare che pure Vincenzone era andato allo stadio. Che chiffi male, no, malissimo. Lampi Bellini. Grazie mille. Grazie mille. Possiamo paragonarlo in adatto come Pirlo? Non lo so, Brock. Io credo che abbia più esperienza poi di quello che poca, ma ha più esperienza di quella che ne aveva Pirlo, che è subito il maestro senza aver allenato nessuno. Quindi no, Motta secondo me ha nel suo bagaglio tante cose che però deve mettere in pratica, ed è una squadra, la Juventus, dove tu non hai che hai tanto il tempo per stabilire. Vediamo come lo fanno, cioè se lo proteggono fino alla fine, nonostante non ci siano grandi risultati al momento, e se basta arrivare risicati magari quarti o quinti, perché potremmo avere il quinto posto per la Champions League, vediamo se basta. Vediamo se basta per loro. Secondo me c'è del potenziale. Io non mi metto a sputare addosso a Motta per sfizio, perché così. Secondo me del potenziale c'è in Motta. Però bisogna fare molto di più, perché stanno veramente. Comunque hanno speso tanto, cioè non è che hanno speso poco. E secondo me delle volte quello che io mi sento di dire a Motta è che è un po' troppo cerebrale. Ci sono alle volte delle sostituzioni o delle formazioni che puoi fare in campo un pochino più lineari, senza doverti inventare mi dà la sensazione che Motta si voglia sempre inventare la cosa geniale, che poi dice ui mamma mia, Locatelli difensore centrale. Alle volte ti può andare bene, alle volte fai le cose semplici e possono funzionare di più. Ma c'è tutto un discorso, secondo me, più profondo che non conosciamo per quanto riguarda la Juve. Vi recupero, primo tempo frenetico, mi confermi Scott di nuovo più alto? E vediamo, devo rivedere, perché là c'era Anghissà che doveva fare la seconda punta, diciamo, in pressing. Fermi tutti. C'è Col del dito più supporto. accentrato, hanno perso La riferimenti. vostra Più 8 classifica Griso, shout out attore, già sai, esatto, un bacio in fronte attore. Alberto giustamente ci ricorda, e non era meglio il piccione? Eh sì, caro Alberto, io mi sono sentito, poi vedrai la reaction domani, dove grido che il piccione, che Chiffi era stato capace di essere peggio del piccione, il signor piccione. Non si vedono le sub su Twitch? Non lo so, Massimo come sta? Forse non escono, non lo so, potrebbe essere una questione di animazioni. Recuperiamo tutti i vocali, perché siete tantissimi, non ce la farò mai. Buonasera amici bellini. Ah, bella sta vittoria, dai. Comunque, non so se ci hai fatto caso, a DAZN almeno l'hanno detto in telecronaca, Politano al momento del rigore di Lukaku, prima che tirasse, è andato da Conte a dirgli siamo troppo forti, quest'anno siamo troppo forti. Questa cosa un po' ricorda Anghissà e Osimhen l'anno dello scudetto, però questa cosa fu detta in estate. Ovviamente non ci da me fare parallelismi, però vuol dire comunque che loro ci credono, che loro sono belli gasati, sono belli, insomma, hanno voglia. Questo senza dubbio. Buonasera. Massi, adesso vi recupero. Senza dubbio, loro ci credono, si vede da come hanno esultato nelle varie partite chiave, insomma, l'esultanza con la partita con l'Atalanta, questa qua, insomma, è chiaro che ci credono, è chiaro che ci provano e ci proveranno. È chiaro che l'arrivo di uno che è un allenatore che
ha messo un po' le mani avanti, ha detto noi arriviamo, partiamo da decimi, però ha anche detto a un certo punto, perché Conte non ce la fa, ha anche detto io il secondo posto non firmo per obiettivi minimi. Cioè io punto a fare il massimo possibile è arrivare primi, se tu ci riesci subito è tanto di guadagnato, e i ragazzi l'hanno presa così, alla lettera, con l'allenatore credibile che è. E ti metti là, fai, lavori, fatichi, sudi, quando poi le fatiche vengono anche premiate con i risultati, tu la prossima volta continui a fare quello che ti ha detto Conte, non c'è dubbio, ti porta soddisfazione, ti porta cambi di storie, perché adesso penso che siano diminuiti, no? I famosi insulti a Politano, a Juan Jesus, a quelli là un pochino presi di mira, penso che siano un po' diminuiti. E questo li fa andare più tranquilli, anche se si devono andare a prendere un caffè. Quindi vediamo un pochino, pure io sono convinto che ci Buonasera a credo. tutti, battuti gli imbattuti, finalmente abbiamo spento le speranze di vittoria dello scudetto live, perché già se ne parla, ogni volta che la Juve va a Napoli si riaccendono le speranze dello scudetto live e le spegniamo anche quest'anno. È vero, Massi, mi fai ricordare, comunque, quanti sono? Sono 5 anni che vinciamo con la Juve a casa nostra. Datemi voi questa notizia, questa statistica, perché sono parecchi anni che quando vengono da noi uno parte sempre con quella tensione, poi dopo alla fine va bene, va positivamente. Comunque, primo tempo brutto, poi io non lo so che fa Conte nello spogliatoio, ma tutte le volte escono ringalluzziti, escono con una motivazione in più. Unica cosa, i cambi sempre un po' prima, secondo me andrebbero fatti, però vabbè, partita perfetta in tutto, secondo me, in tutto. Arrivo agli altri vocali, però giocare sapendo che l'altra squadra può fare tutto, falli, senza ammonizione non va bene. Fallo di UEA su Anghissà, no UEA, forse intendi Thuram perché pure lui è un figlio dei vecchi giocatori nostri, che prende Coop nella sua tre quarti è stato fondamentale. JJ che prende Coop nella sua tre quarti è stato fondamentale. Sì, bellissimo spunto tattico, ne parleremo con Juan Jesus che sta un po' più avanti, alle volte erano chiamati Neres e Spinazzola, stare un po' più giù perché loro si muovevano tantissimo. Tatticamente sarà molto interessante sta partita. C'è della live in questo supporto. Se veramente Motta ha detto questa cosa, io non so più che cosa dire, onestamente. Devo raccogliere i saluti dalla Germania da parte di Vigilio, che semplicemente ci dice sono tanto orgoglioso di questi ragazzi, e che sti ragazzi è bello perché lui è tedesco e parla comunque un italiano e un misto di italiano e napoletano meglio di tanti altri, quindi un abbraccio gigante a Virgilio, un abbraccio ideale un po' a tutti quelli che sono più lontani, che è più difficile festeggiare con i propri amici, stare vicino fuori grotta in Italia, eccetera eccetera. Quelli che sono lontani ci abbracciamo idealmente così, l'oceano di mezzo o in altre situazioni. Motta ha detto che l'arbitraggio ci ha sfavorito, io non ho più parole. E andiamo avanti. Alex Boha, arriviamo prima su ogni seconda palla, a un certo punto lato sinistro Juan Mazzocchi Spinazzola, lavoro incredibile sulle seconde linee. Sì, caro Alex, e mi piace sottolineare la ottima partita di Spinazzola. Anche lui nel primo tempo qualche palla persa, però l'ho visto frizzante nel puntare l'uomo, personalità, alle volte si prende qualche rischio, mi è piaciuto assai Spinazzola. Questo Spinazzola qua onestamente non me lo fa rimpiangere Olivera, c'è tutto un lavoro che stava facendo Olivera, che piano piano aveva cominciato a fare, anche di posizionamento, che dava fastidio alle difese avversarie, però questo Spinazzola qua, se regge, io me lo tengo stretto, onestamente. È sempre una questione, ragazzi, di capire quanto reggono fisicamente, perché non c'è dubbio che Spinazzola è giocatore di calcio, lo abbiamo detto quest'estate, e poi ci siamo dovuti mantenere perché Spinazzola non giocava più mai e non stava in forma. Adesso lo possiamo tornare a dire, Spinazzola è giocatore, cioè tocca il pallone, punta l'avversario in un certo modo e risulta anche prevedibile su quella fascia. Se sta bene fisicamente, tanto di guadagnato. Io spero semplicemente che non siamo troppo ottimisti, perché non sempre, ogni volta mi viene quella cosa, sta uno in terra, ti prego non farti male, ti prego non sudare, e siamo alle solite cose. Purtroppo è così. Ascoltiamo un altro vocale, screenshot, cose vai. C'è della live in questo supporto. C'è della live in questo supporto. Aspetta. Difficile. Pasquale!
Maronna mia, Pasquale, un abbraccio gigante a te. Come stai? Ti do un bacio forte. Gran secondo tempo e chissà vola con le ali del piccolo Daniele. Ti mando un abbraccio fortissimo, Pasquale. Che bello. Che bello vederti. Torniamo al vocale, non ce la faremo mai. Buonasera a tutti amici bellini, buonasera Valerio. A caldo è difficile, però cerco di essere quanto più tecnico-tattico possibile. Abbiamo un fuoriclasse in panchina, Antonio Conte. Il secondo tempo lo abbiamo stradominato accentrando ancora di più i terzini in mezzo al campo. A centrocampo stavamo soffrendo nel primo tempo, le loro imbucate, loro ci attiravano sull'esterno col pressing di Scott, Spinazzola, Neres, a volte anche Lobo, quando appunto sale in pressing, per poi con una giocata uscire puliti e avere praterie tra il centrocampo e la difesa. Il secondo tempo è cambiato proprio questo e si è vista la differenza. Abbiamo tenuto il possesso palla tutto il tempo, li abbiamo schiacciati e li abbiamo dominati. Questa era la partita da fare. Va bene che ogni tanto si possa lasciare un tempo equilibrato, perché comunque non si possono dominare le partite per tutti i 90 minuti ogni volta. Contentissimo del risultato, contentissimo per Zambo, sempre le dediche per il piccolo Daniele. Zambo quest'anno straordinario. E comunque Chiffi, mi fermo qui, Chiffi. Ma seriamente. Ragazzi, il titolo, scrivetemi qualche titolo per la reaction di domani. Io ce ne ho un paio in testa, ma contentissimo, cioè mi viene da questo vocale. Siamo contentissimi, nel senso che poi la mano dell'allenatore si vede e ti guardi in panchina e dici mamma mia, stiamo veramente lottando per stare primi in classifica con una panchina un po' ridotta all'osso, e è veramente un lavoro incredibile. Mi piace C'è della live in questo supporto. questo messaggio, c'è della live in questo supporto. Un plauso a Simeone, guerriero vero. Mi fa piacere che in molti lo stiate sottolineando, perché poi va a finire che non va nei tabellini perché non ti porta un assist, non ti porta un gol, poi vai a fare il conto dei minuti. No, Simeone ha giocato 20 partite, Simeone avrà giocato 20 minuti in tutto, no? Perché poi viene contata come partita, magari tu fai il conto, dici no, non ha inciso, e no, ce lo dobbiamo ricordare bene. Questa è una partita di Simeone dove entra all'89esimo, quindi si fa praticamente 6 minuti come un pazzo. Non entrerà nel tabellino, però deve entrare nei nostri cuori e ce lo dobbiamo ricordare. Il lavoro che sta facendo Simeone, accettando ancora una volta di essere eterno secondo, dietro Osimhen, adesso dietro Lukaku, nessuno ne sta parlando, ma mette un altro gol pesante dentro, guarda solo il portiere quando sta battendo sti rigori, è pesantissimo. Quindi mi fa proprio piacere che stiate sottolineando l'applicazione di Simeone. E qua, permettetemi, chissà se il tocco di braccio, perché il bracci di Gatto era così, poi era difficile sparire. Come fai a sparire? Ma non era lungo il corpo così, era così, peso qua, poi lui dice no, la toppa chissà, ma quanto è bello Conte anche può essere una cosa che possiamo aggiungere al quanto è bello Oriali. Ciao Vale, ciao amici bellini. Altra masterclass di Antonio, e soprattutto una cosa che abbiamo ripetuto dopo l'Atalanta: gli ultimi 15 minuti li addormentiamo, che è una bellezza. Quanto è bello Oriali e quanto fa pena Chiffi. A tutti. Signori, saluti da Torino, qui c'è silenzio scioccante. Ma bellissimo! Non si sente una nuvola. Mannaggia, ragazzi, ci sono 16 buoni motivi per festeggiare, diciamolo chiaramente. Ai 16 punti Forza di Napoli, distacco. andiamo avanti, ogni partita è una guerra, portiamo sempre il fieno in cascina, non mi va di fare critiche o quant'altro, va bene così. Lukaku superstar, ti amo, e andiamo tutti. Poi Juan Jesus adesso mi compro la maglia. Ciao ragazzi, voglio bene. Grande. Annientati, disintegrati, è il karma, perché non volevate fare arrivare Colomwani, vi siete opposti, segnerà, perderete. Disintegrati, vam schiattata capa, a fa mocca, super Juan Jesus e super Anghissà, chiedete scusa a Juan Jesus, chiedete scusa a Juan Jesus, a fa mocca. Sai, fortunatamente io penso che poi l'algoritmo di Google, di YouTube non sa questa parola, non la conosce, quindi va benissimo. Contentiamo
Potrebbe essere il contentismo? Potrebbe essere uno dei titoli, ci accontentiamo. Del 2-1 ci accontentiamo. Che meraviglia. Amici bellini da Palermitana, grande Napoli. Ah, che bellezza, vedi? Perché poi io lo so che c'è gente che segue e che magari ci sono iscritti nuovi che adesso devono cominciare a parlare, eccetera. Qualcuno guarda e non scrive perché volevo farlo un saluto a quelli che magari mi tengono in sottofondo, che stanno facendo altre cose, magari stanno guidando e quindi non possono scrivere. Questo mio saluto va a voi, che non è detto che possiate stare sulla chat così. Gli amici bellini sono anche quelli che ascoltano solamente per il piacere di stare in compagnia. Chi fida? Vabbè, sta come pazzo. Ciao Valerio, guarda come Lukaku batte il rigore. Guarda, la git 5 secondi fa. Guarda sempre il portiere anche quando calcia il pallone. Non ho mai visto in vita mia battere così un rigore grandissimo. Salvatore, ti sei perso. Forse ti sei dimenticato o non l'hai visto. L'analisi dove Lukaku batte l'altro rigore, ma non mi ricordo nemmeno in quale partita è, dove io faccio vedere lo screenshot proprio di Lukaku che guarda solo il portiere. Quindi certe piccole dettagli che adesso tu hai notato, quelli che si vedono l'analisi, le sanno prima le cose. Le sanno prima. Dove sta? Fabio, sta? Ok. Ragazzi, buonasera, terza volta che faccio quest'audio perché non me lo fa riprodurre. Comunque, primo tempo... No, non ci siamo proprio. Pensavo che il problema fossero i centrini troppo al terzo. I terzini troppo al centro del campo e quindi pensavo che poi nel secondo tempo andassero a fare il lavoro che hanno fatto contro l'Atalanta e in realtà poi, sotto quel punto di vista, non è cambiato niente perché comunque erano in mezzo. Ho visto la difesa che ad un certo punto si è allargata a 3 con Rachmani che andava al posto di Di Lorenzo. Con Lobotka dentro. Lobotka che scendeva. Starò molto attento all'analisi tattica perché nel secondo tempo è successo qualcosa che non sono riuscito a percepire, oltre al cambiamento di mentalità, perché secondo me questa partita l'hanno vinta ai 15 minuti nell'intervallo dove Conte avrà spaccato qualche televisione probabilmente, non lo so, sono molto molto confuso, sono molto molto contento. Grazie a tutti, veramente grazie. No, ma tra l'altro io faccio i complimenti a voi perché adesso io me la devo rivedere. Io posso darvi qualche spunto di quello che mi ricordo adesso così a caldo, ma io me la devo rivedere. Voi state facendo tutte delle osservazioni tattiche che io sto troppo come un pazzo per la partita. Napoli-Juventus, eravamo in svantaggio, proprio io so capire niente. Poi faremo l'analisi tattica e ci divertiremo. Molto secondo me dipende da una Juve che si è abbassata troppo. Però stiamo sempre lì. È la squadra che si abbassa o è la squadra che attacca che ti costringe? Perché idem è quello che stava succedendo al Napoli con l'Atalanta. Ci siamo abbassati troppo noi o è stata l'Atalanta molto feroce che ci ha schiacciato? Quindi il Napoli secondo me entra in campo più feroce. Lobotka si libera un pochino della marcatura, insomma, perché Lobotka gli accoppiamenti erano sfalsati come con l'Atalanta. Secondo me questa è la chiave che non stanno capendo di Conte. Gli accoppiamenti sono sempre sfalsati. Donatella, mesi e mesi di Telegram. Mesi e mesi di Telegram. Gli accoppiamenti sono sfalsati perché quando vai a vedere Lobotka in pressing o in marcatura, Lobotka era su Thuram, quindi vedevi questo sfalso così. Poi quando dovevi andare alla Juventus a prendersi Lobotka, dovrebbe andarci invece Koopmeiners che fa la mezza punta. Però pure Koopmeiners ogni tanto nel primo tempo finiva in zona McKennie, quindi si spostava completamente. Quindi c'era tutto questo gioco a confusione. Dice non ti voglio dare punti senza dare punti di riferimento. Avete visto? Colomboani alle volte sta centrale, alle volte si metteva a destra, si spostava Ildiz centrale. Però sono diventati meno pressanti loro, più pressanti noi. Lobotka si libera un pochino e viene più a giocare in mezzo ai due centrali. E salgono i livelli dei duelli, dei vari Anghissà, dei vari McTominay, sbagliamo meno palloni e arrivano i gol. È bellissimo, veramente qualcosa di spettacolare. Amici bellini, ma ci rendiamo conto di quanto McTominay sia stato fondamentale per creare gli spazi ad Anghissà? È stato fondamentale. Ciao Valerio, quanto è bello Oriali? No, è bellissimo Oriali, ma tu stivi
stavi facendo i piatti, penso non sia una cosa così. Vincenzo! E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va. Le riserve, forza Napoli. Sempre. Daniele posta fotografie qua. Andiamo. Ciao Valerio. Siete bravi con Ma questo sarebbe appunto a chi che ci riesce dall'intervallo. Sì. Nel giù capite. Comunque io parlo piano, caso che qua sta mattina e quindi è a me piano. Forza Piano. Napoli sempre. Sempre. 25 gennaio, non ho visto ancora il difensore. Dov'è il sostituto di Cara? E l'altro centrocampista dov'è? Io non ci arrivo a maggio così. Lo so, Peppe, stiamo molto in tensione. Vedi, questo era quello che bravissimo, Antonino. Tra l'altro Antonino, lasciate un like per Antonino, che è lui l'autore poi del trucco tu, cioè del piccione. Questo era quello che chiedevo, cioè il Napoli dal 2023 alla grande. Mamma mia che bello Daniele col piccolo. Anche statistiche e cose varie. E comunque mo che siamo un po' in una fase di calma, sono quasi arrivato a casa. Quasi calma. Voglio dire solo questo, l'hanno proprio schiattata a capo. Un secondo tempo, proprio come dimostrato da Nicola Farro, l'hanno proprio buttato dall'aria solo. Cioè nel proprio asciugo, strapotere fisico, proprio caratteriale. Ecco, le squadre di Conte. Forza Napoli. Ciao Vale, ero allo stadio, sono letteralmente senza voce. Un'atmosfera pazzesca. Vabbè, sono in pizzeria, quindi non fammi fa casino perché sennò qua luccherei come un pazzo. Anghissà è dappertutto, letteralmente ha fatto un altro gol. Conte l'ha trasformato letteralmente, l'ha fatto diventare anche un centrocampista offensivo. Interessante da vedere l'analisi tattica, ad esempio la posizione di Cambiaso, che era sempre molto alto, la posizione di McTominay che molte volte si defilava insieme ai terzini, insieme alle ali, mentre invece diciamo nelle altre partite l'abbiamo visto più fare diciamo da seconda punta insieme a Lukaku. Per il resto 3 punti importantissimi che sono secondo me anche un po' propedeutici per la partita contro la Roma. Caspita. Comunque ora dobbiamo essere un attimo seri dopo lo sfogo. McTominay 13.8 km percorsi, Anghissà 12.6. Migliore in campo sempre Anghissà e Neres. Quindi fai tu. È incredibile, McTominay alle volte c'ha proprio quella corsa, quella senza palla, quella magari anche orizzontale. Incredibile, McTominay riesce sempre ad essere quello che corre di più di tutta la squadra. Proprio il numero di chilometri, una roba pazzesca. Restiamo calmi, Calmissimi. cerchiamo di fare qualcosina sul mercato e possa rinforzare, seppur di poco, la squadra, almeno nel novero dei giocatori totali. Tanto i titolari questi sono. Più che altro, sì, serve un difensore, secondo me bisogna un attimo capire Olivera che tempi ha. E per si me parla di un mese. Kvara si può anche attendere C'è della l'anno live in prossimo questo giugno, supporto. purché venga preso uno di prospettiva ma non pagarlo 60-65 milioni. Cioè Garnacho sta bene dove sta, per quanto sia sicuramente un giocatore di grossissimo talento, però secondo me non siamo quel tipo di squadra che può permettersi il rischio di spendere 60 milioni per un ragazzo di 20 anni e con tutti i rischi del caso. Ecco, in mano a Conte sicuramente avrebbe buone chance di riuscire a diventare abbastanza fenomeno, però voglio dire, 60 sembra un po' troppo. Vediamo che succede. 60 sembra troppo, ma 0 sembra poco, Giuliano, perché qualche cosa si deve fare. Io non posso accettare che poi sostituisci Kvara con nessuno e qualcosa deve succedere, perché mi sento male. E stavo ringraziando, perché stavo spostandomi in questa zona, perché dovevo ringraziare, eccolo qua, Domenico Spinazzola da zona ha detto: questa settimana abbiamo caricato tanto. Questo potrebbe anche significare un richiamo, come se ne era parlato per l'Atalanta, no? Adesso l'Atalanta va un pochino più perché ha fatto un richiamo di preparazione, vediamo un pochino. Potrebbe significare che magari perdi un po' di brillantezza, è quella che hai perso forse nel primo tempo, e poi esce fuori.
Quindi vediamo se regge. Ragazzi, è il quad, tu devi sfruttare al massimo la possibilità che hai di preparare la partita per bene. Il fatto delle coppe, noi l'abbiamo detto più volte, non dovremmo nemmeno ripeterlo. Una cosa è partire col campionato dove tu puoi programmare tutto, anche il richiamo di preparazione lo puoi programmare bene senza avere nessun tipo di impegno, oppure uscire dalle coppe. L'uscire dalle coppe non ha mai dato grandi giovamenti al Napoli. Partire senza coppe è un discorso un pochino diverso. Poi ci poniamo il problema l'anno prossimo, perché ce lo dovremmo porre il problema l'anno prossimo. Nel frattempo, ragazzi, io chiedo a Guido di venirci a salutare al volo con il link che gli ho mandato in questo momento, perché tra un po' dovrò scappare, recupero più messaggi possibili, volantissimi. Puntare tutto su Dorgu, un Jorli che può fare il terzino esterno alto. Caro Alessandro, è quello che mi sono detto io, che ho scritto su X, quando insomma Garnacio sfumato, Romano parla di Adeyemi più vicino. Onestamente io ho detto, a questo punto, nel momento in cui arriva l'infortunio di Oliveira, io direi convinci il Lecce in qualche modo e anticipi la scelta di Dorgu, che proprio perché è un jolly, perché te lo puoi giocare terzino sinistro, te lo puoi giocare alto a destra, alto a sinistra, è giovanissimo, non ti occupa liste, ha un futuro radioso, non gli devi dare sicuramente lo stipendio che già devi dare a un Adeyemi o già devi dare a un Garnacio, puoi giostrartelo in crescita, no? Lo stipendio di Dorgu, anche io la vedo come un'operazione intelligente e prospettica. Ricordiamo che con l'uscita di Kvara oggi il Napoli aveva una media sui 30 anni. Siamo vecchi, dobbiamo approfittare, nel senso che la squadra vecchia è anche una squadra esperta, che nei momenti non si fa prendere dal panico, che sa come gestire certi momenti, senza dubbio. Però devi cominciare pure a pensare al futuro, perché se no la squadra vecchia, come l'Inter ogni tanto dice perché hanno un anno in più, e quindi devi pensare anche al futuro, senza dubbio. Stasera l'ha visto un po' surata, è vero, oggi ha sudato tanto. Come sempre partitore da parte sua, come sempre ti amo Scott. Troppo nettamente superiori. Adeyemi casa, però ragazzi sarà fragile, ma 45 milioni è un regalo. Regalo non lo so, 45 milioni non sono proprio pochi. Il problema è proprio quello, se non costa, se non va oltre i 50 milioni è proprio perché chi se lo va a prendere il dubbio sul fatto che possa reggere fisicamente ce l'ha. Ma io posso spostarmi da questa parte e cliccare su Guido, perché un saluto anche di 5-10 minuti glielo dovevo far fare. No, molto più breve, che so che devi andare, e perché io esco subito se tu non mi dici che fine ha fatto quella persona che dice che io... No, non lo trovo. Sesta vittoria in casa consecutiva con la Juve, non era mai accaduto nella storia del calcio Napoli. Ti dico di più, Valerio, da quando il Napoli De Laurentiis è tornato in Serie A, il Napoli ha affrontato la Juve 18 volte in casa, 12 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte ci può stare, dico qualcuno di troppo. 36 gol fatti, 20 subiti, fuori casa non siamo andati benine, 3 vittorie, 3 pareggi, 12 sconfitte, 14 fatti e 30 subiti. Praticamente c'è una totale parità con la Juventus, quindi non c'è più lo spauracchio della Juve, anche se loro hanno vinto 9 scudetti, qualcuno di troppo, ho detto. Quindi sfatiamo un falso mito, diciamo, la Juve la si batte adesso e con una certa costanza. Settima vittoria consecutiva del Napoli, una cosa molto interessante, il Napoli si è tolto subito il pensiero delle 3 vittorie consecutive, cosa che la Juve non è ancora riuscita a fare, però non ne parlano a Torino dopo la brutta sconfitta col Verona. Poi è passata a 5 vittorie consecutive, il momento più brutto della stagione, la sciagurata sconfitta in Coppa Italia con la Lazio, seguita dalla sconfitta in casa con la Lazio, forse il loro momento migliore, di miglior forma. Ma il momento più brutto del Napoli c'è stato un serrate i ranghi, 7 vittorie di fila, striscia aperta, facciamo gli scongiuri. Prima sconfitta della Juve dopo 21 partite, ma a cui bisogna aggiungere le 8 della finale di stagione.
negli 8 era una o due partite la Juve era imbattuta, quindi è una striscia molto molto lunga. L'avrete imparata ormai, più 8 nella classifica Guido è tantissimo in solo 3 giornate. La Juve che era 4-4, quindi 0, incomincia ad andare a -1, quindi loro che dovrebbero recuperare punti rispetto agli altri, in realtà ne devono recuperare 1. L'Atalanta -2 perché aveva perso col Como, la Fiorentina -3, l'Inter 0, il Milan -1, ma un -1 pesantissimo perché 2 ne aveva fatti 1, eccetera, eccetera, eccetera. 18 punti in più rispetto alla stagione scorsa. Avevamo già raggiunto i 53 punti di tutto il campionato dello scorso anno, -16 la Juve. Il Napoli si va a giocare lo scudetto con la Roma, come io avevo previsto. Questo è il momento più delicato della stagione, le prime 5, dove devi cercare di incrementare la classifica Guido e non perdere manco un punto. È chiaro che noi con la Roma, anche perdendo, avremo ancora un più 5 della classifica Guido, ma ricordate che l'Inter, se dovesse vincere questa partita e la prossima, saremo testa a testa, cioè vi abbiamo detto azzerate tutti questi numeri, nel girone di ritorno devi fare un punto più dell'Inter. Questo è il momento delicato, con una squadra che si è fortemente indebolita, altro che 0-0, e in tutti i reparti, difesa, centrocampo e attacco. Il lavoro che sta facendo lo staff di Conte, seguito da questi ragazzi, è un lavoro epico e noi ci alziamo, gli facciamo i complimenti totali. Grazie ragazzi, state facendo una stagione fantastica. Grazie, ma siamo corti, tanto corti anche in allenamento, e scordatevelo che arrivi in fondo così corti, anche perché, e ti ho promesso di essere brevissimo, io non lo so, chiaramente tutti hanno le loro opinioni, ma sento dire cose cretinissime, perché almeno sui numeri dovremmo essere d'accordo. L'Inter e l'Atalanta giocheranno 8-19 partite in più, seppure dovessero arrivare fino in fondo l'Inter, la Milan, l'Inter, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale Champions League sono 7 partite e 4 di Coppa Italia, 7 e 4 a casa mia fa 11 e non 19. Sono comunque 8 partite che non so dove stai vedendo, in quale multiverso, senza considerare che il Napoli è sprofondato nella 29esima posizione del ranking UEFA e invece gli altri stanno aumentando, eccetera. Bravi tutto lo staff del Calcio Napoli, però De Laurentiis si è indebolita la squadra in difesa, al centrocampo e in attacco, addirittura numericamente, quindi quella che era stata un'intuizione, un sospetto, una mia preoccupazione si è rivelata esatta. Ad oggi non sappiamo se questo rinnovo di Zambo è arrivato. Quello che sappiamo è che questo giocatore ci fa veramente deliziare, ma non solo lui, bravi a tutti quanti. Sono stato il più breve possibile. Una piccola cosa, io non mi faccio mai pubblicità, però sono particolarmente contento che questa vittoria sarà incastonata tra un momento molto triste che ho cercato di rendere felice, ci ha lasciato David Lynch, io ho fatto un piccolo ricordo sul mio canale, grazie Valerio, per una volta te lo lascio dire perché e il prossimo video a questo punto deve essere necessariamente Partenope di Sorrentino, che ormai ti sto mantenendo le promesse la settimana prossima, quindi io ricorderò che questi 2 video saranno avvenuti nel mezzo della vittoria con la Juventus. Un abbraccio alle amiche Bellini, agli amici Bellini e Valerio, buona musica, buon lavoro e forza Napoli sempre. Mamma mia, Guido, spettacolare, grazie mille. Guido Gentile, piano sequenza per seguire gli ultimi video che poi riguardano il cinema, e quindi in quel caso ci sono tutte altre curiosità che potete andare a recuperare, a fargli domande e lui vi risponde. Amici Bellini, purtroppo devo veramente scappare, ma non finisce qui. Il godimento verrà spostato, esaltato domani con la reaction, poi ci sarà l'analisi tattica che sarà interessantissima, perché a un certo punto non ci abbiamo capito niente e poi non ci hanno capito niente loro, perché il primo tempo va rivisto, pure il VAR va tutto rivisto. Vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo dei like finali e mando la sigla senza indugio nel volervi bene e nel ricordarvi che è qui che molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido.
Comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo Zio Nil continua così. Il profeta sempre a mazzo, questa è grande umiltà, continua le sue profezie sempre a mazzo e dice altri 13-14 punti nelle prossime 6 e arriva il quarto, più 8, classifica Guido. Buona musica, grazie mille ragazzi, proprio un'ora precisa, proprio bella, ma che bellezza.